comunità bengalese non arretra e prepara la manifestazione per bloccare la città. È un nostro diritto. Venturini conferma: non siete integrati, non si farà, e avverte abbassare i toni. Tragico schianto nel bellunese. Il quarantenne di Marcon, Daniele Sanapo, in servizio alla caserma dei Lagunari di Mestre, muore in sella alla sua moto finita contro un furgone. Deruba 2 anziani e poi scappa tra le calli, ma mezz'ora dopo uno dei più noti scippatori di Venezia si accascia e muore stroncato da un infarto. Hanno messo a segno 3 rapine in un'ora, scegliendo come vittime anziani 5 malviventi vicentini arrestati dalla polizia a Padova. Il questore: atti vili. Mi avrebbero lasciato annegare, devono pagare, le parole dell'80enne friulano salvatosi per miracolo dopo essere stato spinto per gioco in acqua a Bibione da 3 giovanissimi del Porto Gruarese. Il compagno toscano con cui si è unito civilmente è in crisi, vince 100 milioni al Superenalotto ma non gli dice nulla. Ora un bancario bassanese chiede all'uomo un mantenimento di 6.000 euro al mese o 40 milioni. Nella giornata mondiale del cane, l'allarme del canile di Rubano, che si occupa ogni giorno di animali soli e maltrattati. Sempre più pitbull e hamster vengono abbandonati. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Apriamo con la questione della moschea in via Giustizia a Mestre, muro contro muro tra comune e comunità bengalese pronta a scendere in piazza, ma il sindaco resta fermo. Quando vedrò integrazione si potrà parlarne, dice Simone Venturini. Noi non vogliamo fare guerra a nessuno, noi abbiamo sempre fatto le cose pacificamente e vogliamo continuare a fare le cose pacificamente. E il nostro obiettivo è scioperare, manifestare, è un diritto che è sancito dalla Costituzione, quindi se noi non otteniamo i nostri diritti, che è quello di professare la nostra fede, e il diritto anche quello di scioperare, di manifestare, quindi faremo una manifestazione, però questo non significa che vogliamo fare guerra a qualcuno, assolutamente no. Noi vogliamo dialogare, abbiamo sempre dialogato. Il presidente dell'Associazione dei Giovani per l'Umanità, portavoce della comunità bengalese, risponde così alle dichiarazioni del sindaco Venturini, contrario alla realizzazione della moschea in via Giustizia a Mestre, perché a suo dire la comunità non è ancora sufficientemente integrata. Io semplicemente ho espresso delle dichiarazioni molto sensate, credo, e ho detto che non sono assolutamente contrario al principio di libertà di culto, anzi è sacrosanto, e quindi ognuno può pregare il Dio che vuole nelle modalità con cui ritiene. Realizzare una moschea in un terreno che oggi non ha quella destinazione urbanistica è una facoltà che il Comune può autorizzare o meno, e quindi il Comune in questa fase gli ha detto che non è interessato a progetti faraonici che costruiscano moschee tipo piramidi in mezzo a Mestre. 2, che per iniziare a fare un ragionamento generale mi aspetto che la comunità bengalese faccia un percorso di integrazione che oggi non sta avvenendo in tutte le sue parti. Se c'è volontà di fare questo percorso, io nei prossimi mesi vedo un grande miglioramento in tal senso, allora si può aprire un grande tavolo di ragionamento, e su questo sono coerente con quello che ho detto in campagna elettorale. Io spero che la comunità bengalese abbassi un po' i toni, nel senso che le ultime dichiarazioni non fanno certo bene a questo dialogo, ecco, addirittura arrivare a minacciare chissà cosa. Prenderò in esame qualsiasi progetto da parte della comunità bengalese quando vedo un reale processo di integrazione che oggi fatico a vedere. Da ambo le parti si parla di volontà di dialogo, però al momento ognuno resta nella propria posizione, e Aulader spiega. Crediamo che la comunità bengalese è ben integrata, ovviamente c'è ancora molto da migliorare, ci sono le donne che devono imparare la lingua italiana, ci sono i nostri che devono imparare ancora delle cose civiche, però sono percorsi che si fanno insieme. Per questo non significa che una comunità musulmana che vive qua a Venezia, che sono più di 40.000 persone che vivono, che non abbiano un diritto a avere un posto, un luogo dove professare la propria fede, perché altri ce l'hanno. Poi conclude. Noi abbiamo riqualificato, mandato via i spacciatori che vivevano, dormivano qua dentro. Noi li abbiamo mandati via, abbiamo ripulito e riqualificato per quello che si può questa zona qua. E comunque su indicazione del Comune, perché questo posto non è che abbiamo scelto di nostra volontà, è stato indicato dal Comune e noi l'abbiamo accettato ben volentieri, anche se era fuori città, l'abbiamo accettato, però questo non significa che adesso ci abbandonano così all'improvviso da nulla. E proprio come in campagna elettorale la questione della moschea divide la politica. Immediata la reazione dell'europarlamentare leghista Cisint, che esorta il sindaco a proseguire per questa strada, e dall'opposizione il consigliere Dem Martella chiede chiarezza.
Molto bene il sindaco di Venezia che dice no con delle ragioni molto chiare, che sono quelle che la Lega, che noi abbiamo sempre portato avanti, ovvero del rispetto della legge, del rispetto della Costituzione, del rispetto dei valori e della cultura italiani. Bene, perché il no alla moschea irregolare di Mestre è un messaggio forte e chiaro, quello che noi sosteniamo da anni, che io ho portato avanti anche da sindaco, ed è per questo che ritengo vergognoso il ricatto che la comunità islamica attraverso il suo rappresentante fa oggi. È gravissimo, ma del resto l'hanno fatto anche quando a Monfalcone ho chiuso le moschee regolari. Lo stesso Prince era tra gli 8.000 che marciavano contro il sindaco. Noi non cediamo ai ricatti. Ma se l'europarlamentare leghista Cisint dalla parte del sindaco di Venezia, esortandolo ad andare dritto su questa strada, di diversa opinione il consigliere comunale del Partito Democratico, principale sfidante di Venturini nella campagna elettorale, Andrea Martella, che attacca. Venturini deve dire la verità alla città, perché oggi emerge un quadro molto diverso da quello rappresentato durante la campagna elettorale. È evidente che c'era un progetto della giunta precedente, c'era un percorso amministrativo, l'ex sindaco Brugnaro aveva assunto impegni con la comunità bengalese e ad occuparsene era proprio Venturini. Durante la campagna elettorale invece questa vicenda è stata usata per imbarbarire il clima con mistificazioni e falsificazioni, per tenere insieme convenienze elettorali e propaganda. Oggi però la verità sta emergendo con forza e la domanda è inevitabile. Venturini ha mentito ai veneziani? Interviene dall'estero il vannacciano Gio Formaggio sulla polemica sullo squadrismo Summer Fest di Vedelago e col pretesto di gettare acqua sul fuoco lancia nuove provocazioni. Quanto buon tempo hanno i deputati del PD e, come dice il generalissimo, me ne frego. Risponde sui social con l'ennesimo rimando al ventennio il vannacciano Gio Formaggio all'interrogazione a risposta scritta presentata al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sullo squadrismo Summerfest di Vedelago dai parlamentari Dem Rachele Scarpa e Piero Fassino. Nome, motti, slogan per il Partito Democratico come pure per l'ANPI ci sono gli estremi per una denuncia penale, ma dall'altra parte si torna a ribadire solo una birra tra amici. Ci siamo divertiti, non abbiamo fatto niente di male. Trovo buffo che i deputati del PD perdano del tempo a interrogare il ministro dell'Interno, a fare tutte queste cose qua, e poi prendo lezioni di diritto da chi rubava, come l'onorevole Fassino, i profumi in aeroporto. Penso che ci sia da divertirsi su questa storia qua. Una destra moderna non può essere nostalgica, premette un altro esponente di primo piano di Futuro Nazionale, Stefano Valdegamberi, ma dice: non accetto lezioni di democrazia da chi, come l'onorevole Scarpa, non sente il dovere di spiegare i rapporti finanziari con un'associazione che ha ricevuto ingenti risorse da una fondazione collegata alla rete di George Soros, protagonista della speculazione contro la lira che contribuì alla drammatica crisi valutaria italiana. Quali interessi rappresenta Scarpa a Roma? Si domanda infine Valdegamberi. Dalla sinistra, tuttavia, non arretrano di un passo e attendono punto per punto le risposte del Viminale sul raduno di Vedelago, rispetto al quale nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l'esposto formale dell'associazione Partigiani. Ed ora la cronaca con lo schianto mortale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi nel Bellunese sulla strada che porta verso Sospirolo. Ha perso la vita un militare di 40 anni in forza al reparto dei lagunari di Venezia che in sella alla sua moto si è scontrato contro un camioncino. Inutili soccorsi. Daniele Sanapo, 40 anni, originario di Brindisi ma residente da tempo a Marcon nel Veneziano, è morto praticamente sul colpo. L'impatto fra la sua moto e un camioncino lungo la provinciale numero 2 che da Meano porta verso Oregni di Sospirolo non gli ha lasciato scampo. Lo scontro è accaduto attorno alle 11:30. È a quell'ora che la macchina dell'emergenza sanitaria e dei soccorsi si è mossa in forze. Ambulanza, elicottero, le pattuglie della Polstrada da Belluno e Feltre, i vigili del fuoco. Ma per il quarantenne e lagunare
Lagunare in forza al reparto di fanteria d'assalto anfibio dell'esercito italiano di Mestre non c'è stato nulla da fare. Sotto shock ma illeso il conducente del camioncino. Per ricostruire la dinamica dello schianto è al lavoro l'ufficio infortunistica della Polstrada del comando di Belluno. La provinciale è rimasta chiusa al traffico fino alle 14:30 per la messa in sicurezza del luogo. La notizia è arrivata rapidamente a Marcon, dove Daniele Sanapo risiedeva con la moglie e 2 figlie piccole. Il sindaco Matteo Romanello, raggiunto da Edi Caliman e Simone Merlo. Era una persona di paese che molti conoscevamo, molto attivo, molto presente, svolgeva il suo lavoro in maniera ligia. Ho avuto modo di sentire alcuni dei colleghi nelle ore passate, lo ricordano con grande affetto. Il primo cittadino di Marcon ha espresso la vicinanza alla famiglia, dell'amministrazione e di tutta la comunità. Sgomento e dolore indicibili fra gli amici che conoscevano Daniele Sanapo, che aveva una passione sfrenata per la musica e suonava ogni giovedì in un locale di Marcon. Daniele, lei lo conosceva da quando aveva iniziato a suonare qui? Da 3 anni circa, e sapeva far divertire la gente. Un grande dolore? Sì. Per i funerali è scattata la mobilitazione del comando dei Lagunari, che ha avviato subito i contatti con il sindaco Matteo Romanello. Ai militari il compito di accompagnare Daniele nel suo ultimo viaggio terreno. È tragico incidente ieri sera a Schio, a perdere la vita un imprenditore di 59 anni. Un violento schianto contro il guardrail, i disperati tentativi di rianimarlo e poi la corsa in ospedale. Non ce l'ha fatta Marco Simonato, 59 anni, noto imprenditore di Torre Belvicino, titolare di un'azienda di stampa e grafica. La tragedia è avvenuta ieri sera poco dopo le 20, lungo la via Riva del Cristo a Schio, al confine con Pieve e Belvicino. Simonato era alla guida della sua auto e stava viaggiando in direzione di Torre per rientrare a casa, quando, arrivato all'altezza della rotatoria con la variante della provinciale 46, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbandando sulla sinistra. La vettura ha proseguito la propria corsa fino a schiantarsi violentemente contro il guardrail. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. I primi a fermarsi a prestare soccorso sono stati 2 automobilisti in transito. Immediato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale Alto Vicentino. I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione prima del trasferimento d'urgenza in ospedale a Sant'Orso, dove Simonato è morto poco dopo. Tra le ipotesi al vaglio, quella che l'imprenditore possa essere stato colto da un improvviso malore prima di perdere il controllo dell'auto. 20 anni fa il fratello Enrico Simonato era morto anch'egli per un malore negli spogliatoi dello stadio di calcio De Rigo di Schio. I 2 fratelli, molto conosciuti e stimati in città, avevano lavorato a lungo assieme. Marco Simonato lascia la moglie Stefania e 2 figlie. Ed ancora tragedie della strada, vi abbiamo raccontato ieri il tragico schianto che si è verificato in A4 a Cessalto, a perdere la vita Nicola Vicino, ingegnere e viticoltore. Profondo il dolore a Zenson di Piave, dove la famiglia porta avanti 2 aziende grazie anche alla sua capacità di innovare. Qui ci sono 15 ugelli per lato, ognuno dei quali viene modulato con un flusso di miscela per la protezione fitosanitaria proporzionato a quanta vegetazione è stata vista dalle telecamere pochi secondi prima. Nicola Vicino descriveva così a dicembre al microfono di Agricoltura Veneta le componenti del macchinario per il trattamento di precisione dei vigneti, frutto del suo talento per l'innovazione. E un altro suo prototipo era quello che l'ingegnere viticoltore di Zenson di Piave stava trasportando sul suo furgone lungo l'autostrada A4, quando all'altezza di Cessalto si è trovato di fronte alla colonna di camion ferma per l'incidente della mattina a un'autocisterna di fenolo. Fatale forse una distrazione, l'impatto con il tir che lo precedeva è stato devastante. Una vita spezzata a 47 anni, nel corso dei quali Nicola non aveva esitato a prendersi carico insieme alla sorella Denise, prima dell'azienda fondata nel 1976 da papà Elvise e mamma Nadia, la CET Electronics di via Fermi, poi nel 2012, alla morte dello zio, della Terre Grosse, vigneti e cantina sull'altro lato della strada, determinato a produrre vino biologico
tecnologico. Era pronto a raccogliere le sfide, niente lo spaventava. Nel piazzale dello stabilimento quel macchinario su cui stava lavorando un prodotto per la viticoltura del futuro. I dati di vigoria che possono essere rilevati possono essere poi sfruttati anche durante l'inverno, magari anche da un mezzo autonomo, per realizzare una fertilizzazione a terra proporzionata a quello che era lo stato di vigoria del vigneto. Era la mente di tutto e quello che non sapeva non vedeva l'ora di impararlo, racconta Denise. La salma è stata ricomposta all'obitorio di San Donà di Piave. La famiglia attende ora il nulla osta per i funerali. Il 47enne lascia la moglie e 2 figli giovanissimi di 13 e 15 anni. Nicola era una persona conosciuta e stimata a San di Piave, nella nostra piccola comunità. È un amico, ma anche un giovane imprenditore lungimirante e brillante, capace di costruire con passione e competenza le sue realtà importanti che ha costruito. Di fronte a una tragedia così grande le parole rischiano di essere inutili. Possiamo solo stringerci attorno alla famiglia e far sentire loro che non sono soli. E verrà convocata domani a Verona la commissione medica che dovrà accertare la morte cerebrale del 18enne di Castagnaro nel Veronese, in fin di vita dopo essere stato colpito da una bottigliata durante una lite per futili motivi a Cerea. Il giovane, italiano di origini marocchine, dalla mattinata di domenica scorsa è tenuto in vita dalle terapie di supporto nella terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale di Borgo Trento. Per l'aggressione è stato arrestato un coetaneo, anche lui italiano di seconda generazione, che lunedì pomeriggio si è costituito dai carabinieri. Al momento è accusato di tentato omicidio, ipotesi di reato che si aggraverà se verrà dichiarato il decesso del 18enne. Malore fatale dopo uno scippo per un borseggiatore vittima di un infarto poco dopo aver derubato una coppia di anziani ai Frari a Venezia. Era un volto noto delle denunce dei veneziani non distratti che avevano segnalato anche proprio l'ultimo borseggio nella loro pagina Facebook. È morto alle Zattere, colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo poco dopo un borseggio. A Venezia lo conoscevano col soprannome di Mica. Nella pagina dei veneziani non distratti, che segue passo passo le vicende dei cosiddetti pickpocket e in cui veniva spesso citato, attorno a mezzogiorno era apparso un post in cui veniva nominato nuovamente, assieme ad altri, come autore di un furto ai danni di una coppia di anziani in zona Frari, in cui si specificava che nella refurtiva c'erano anche documenti e farmaci salvavita. L'infarto è arrivato circa un'ora dopo alle Zattere. L'intervento immediato dei soccorsi, il personale del SUAM 118 con l'ausilio di un defibrillatore è risultato vano. Il fenomeno dei borseggi e il loro contrasto rimangono un'attività quotidiana a Venezia. Appena il giorno prima la Polizia di Stato aveva condotto una nuova azione, in particolare in Calle delle Balotte a San Marco. Erano state fermate e controllate 2 giovani, entrambe con precedenti per borseggio, uscite da un negozio di abbigliamento con una grande borsa che conteneva abbigliamento intimo, profumi e creme per un valore sopra i 250 euro. La maggiorenne era stata arrestata mentre la più giovane era stata associata ad una comunità per minori. La sera invece un gruppo di 5 borseggiatori, 4 uomini e una donna, erano stati denunciati dalla polizia locale. Gli agenti li stavano tenendo d'occhio, prima mentre a ridosso dei distributori automatici degli imbarcaderi di Piazzale Roma cercavano di carpire i PIN delle carte utilizzate per acquistare i biglietti, poi mentre erano alla ricerca di vittime tra chi aspettava gli autobus. Infine, e qui sono stati bloccati e denunciati in flagranza, quando dopo aver circondato 2 anziane della provincia di Padova che attraversavano a piedi il piazzale, uno dei borseggiatori è riuscito ad aprire la cerniera della borsa a tracolla portata da una delle 2 per derubarla. Hanno messo a segno 3 rapine in un'ora, scegliendo come vittime anziani. 5 malviventi arrestati dalla polizia a Padova. Il questore atti vili, la risposta è stata immediata. Una coppia di anziani appena uscita dal supermercato in via Grassi, 2 turisti francesi in via Valeri, un anziano poco dopo in via Venezia. 3 rapine in meno di un'ora, messe a segno da un gruppo di malviventi che, scelta la vittima, di solito un anziano, scendevano dall'auto e colpivano. Gli episodi sono avvenuti martedì mattina a Padova, con la polizia che nel giro di poco è riuscita a individuare il veicolo e a bloccare le 5 persone a bordo dopo un inseguimento finito ai confini con il comune di Noventa Padovana. A lanciare il primo allert i turisti francesi, che forniscono una descrizione dell'uomo, un nordafricano, che ha strappato con violenza la donna alla collana
collanina che aveva al collo, ferendo anche il marito che aveva tentato di fermarlo. Arriva alla sala operativa questa prima segnalazione, le pattuglie delle volanti si mettono sulla ricerca e indicazioni, anche si parlava di un'auto chiara utilizzata per la fuga da questo gruppo di rapinatori. Nel frattempo anche una pattuglia della Digos, noi abbiamo le pattuglie della Digos che ogni mattina fanno anche la ricognizione del territorio, ricevuta dalla sala operativa questa nota di ricerca, individua una macchina corrispondente e soprattutto i colleghi vedono che la targa posteriore era su alcune cifre alfanumeriche era coperta. Un'intuizione che porta all'arresto dei 5, 2 tunisini irregolari in Italia di 20 e 29 anni e 3 italiani residenti a Vicenza, una donna e 2 uomini, uno di origine brasiliana di 24, 28 e 39 anni. Secondo quanto ricostruito, la banda avrebbe prima colpito in via Grassi, dove era stata strappata dal collo la catenina d'oro a una 77enne che usciva dal supermercato con il marito. Da lì l'auto si era spostata in via Valeri, in zona stazione, dove nel mirino erano finiti 2 turisti francesi, lei 74 anni. Ultimo colpo prima di essere scoperti in via Venezia, dove un anziano era stato strappato al borsello. Inutile il tentativo per il quintetto di disfarsi di parte della refurtiva, lanciando dall'auto in corsa le 2 catenine all'interno di un pacchetto di sigarette. I 5 sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso e portati in carcere. Hanno anche rimediato una denuncia per ricettazione, visto che l'auto era stata rubata da Arzignano la sera prima. Prendersela con vittime anziane, vulnerabili, quindi con chi esce dal supermercato con la spesa quotidiana, o una coppia di turisti francesi, lei 74enne che viene spinta a terra, strappata la collana, siamo davanti alla stazione, il marito che la insegue, viene anche il marito spintonato, cade a terra, si ferisce un braccio, e insomma come vogliamo definirli? Dopo essersi ripreso dall'aggressione parla l'80enne di San Martino al Tagliamento Rodolfo Paccagnin, spinto in acqua a Bibione da 3 giovani bulli. Parlavano, ridevano, scherzavano. Dopo un po' vedo che vengono giù per la passerella e io mi sono girato un momento, no? Ma tanto è gente che viene a vedere il porto. Non ho fatto caso, no? Io ero là così che pescavo. Tutto un momento, essendo 2 mani dietro la schiena, vada boom. Io sono andato sotto, sono venuto su, ma erano già spariti. È questo il racconto di Rodolfo Paccagnin, l'80enne di San Martino al Tagliamento, che all'alba di domenica scorsa era stato spinto di spalle in acqua mentre pescava al pontile X Lagum di Bibione da 3 giovani. I 3, tutti di nazionalità italiana e residenti nel porto gruarese, erano stati identificati già 24 ore dopo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Decisiva era stata l'auto con la quale erano arrivati, una Citroen che aveva permesso agli investigatori di risalire al proprietario. Un gesto improvviso definito dai 3 durante l'interrogatorio una bravata, uno scherzo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Rappicandomi su per la passerella c'era un palo grosso così dietro di me e mi è andato anche bene, perché io con la gamba mi tiravo su lì e mi tiravo su un po' qua, un po' lì, un po' qua, mi è andato anche bene, se mi butto nel palo, morto. Testimoni, a distanza di giorni dall'accaduto, sono ancora le ferite riportate alle gambe, alle braccia e alla schiena. Fare i raggi, perché sento qua sotto che mi fa male un po'. Quando respiro anche mi fa male, ma penso che vada via, sì. Ora l'80enne si aspetta che la giustizia faccia il suo corso e che i 3 vengano indagati per tentato omicidio e omissione di soccorso, ma chiede anche che gli venga riconosciuto un risarcimento per quanto accaduto. Che pagano i danni, è bene, perché ho perso l'orologio, ho perso soldi, ho perso la canna. No, non l'ho persa, quasi la perdevo, ma dopo l'ho recuperata. Era già come da via di qua dalla casa, con la canna, l'altra canna a fondo, no? Ho fatto un lancio, l'ho sbagliata. Il secondo lancio l'ho centrata e l'ho tirata su. Rodolfo oggi, inoltre, ripensa soprattutto al fatto che in acqua c'è finito lui e che fortunatamente sa nuotare bene. Meglio che sia successo a me, perché guarda, che uno sa nuotare non merita queste robe. Ora l'80enne vuole guardare al futuro, rimettersi in sesto e tornare nel suo pontile per continuare a coltivare la propria grande passione. Lei tornerà a pescare adesso, dopo questo episodio? Ma certo, no? Mi fanno pure, se li prendo, ma adesso vado via a un altro sistema. Una vincita milionaria al Super Enalotto fa scoppiare la guerra tra 2 compagni uniti civilmente ma in crisi da tempo. Stiamo parlando di una vincita da 101 milioni di euro.
C'è un famoso proverbio che recita: sfortunato nel gioco, fortunato in amore, ma nella storia che vi raccontiamo vale esattamente il contrario. Protagonisti sono una coppia in crisi e una maxi vincita milionaria al Superenalotto. Tutto inizia nel 2021. Un bancario bassanese, oggi 42enne, si unisce civilmente con un estetista toscano di un anno più giovane. Nel 2024 quest'ultimo vince ben 101 milioni di euro al Superenalotto, ma non racconta nulla al compagno, dato che la relazione è in forte difficoltà già da tempo e i due sono separati di fatto, ma non legalmente. Ad insospettire il bassanese è il nuovo tenore di vita dell'ex, ben lontano da quello passato. Con la collaborazione di un investigatore privato scopre che il compagno ha comprato un immobile e una supercar e rinviene anche un estratto conto bancario con il saldo milionario da capogiro. La verità viene così a galla. Messo alle strette, l'estetista racconta della maxi vincita, di quelle che ti cambiano la vita, ma che in questo caso non riaccendono la scintilla dell'amore. Anzi, il bassanese non ci sta e chiede la sua parte, 40 milioni di euro oppure un assegno mensile di 6.000 euro, sostenendo che la somma vinta al gioco ricade nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata fatta con denaro personale. Per il momento la vicenda ha i contorni del contenzioso extragiudiziale, ma se non si arriverà all'accordo, i due ex si ritroveranno quasi di certo in tribunale. Per la serie, quando i soldi non fanno la felicità. Oggi è la giornata mondiale del cane ed è anche l'occasione per riflettere su tutti quegli amici a quattro zampe che vengono ancora quotidianamente abbandonati e maltrattati. Accogliamo periodicamente un centinaio di cani e abbiamo anche in carico un'ottantina di gatti più o meno. E il canile di Rubano fa proprio questo, dare una seconda possibilità a tutti quei cani e gatti che senza questa associazione privata finirebbero in mezzo a una strada. Animali che non hanno scelto di essere abbandonati, maltrattati o dimenticati, ma che grazie agli oltre 100 volontari ricevono cure veterinarie, una casa e protezione. Un lavoro quotidiano non senza ostacoli. La difficoltà più grande è far capire sicuramente l'impegno che comporta adottare un cane o un gatto per tutta la sua vita, quindi non è solo coccole e amore, ma è anche tanta responsabilità e anche accompagnarlo proprio negli anni, anche nella vecchiaia, perché ovviamente come le persone anche i cani si possono ammalare e bisogna mettere in conto che bisogna fare dei sacrifici nel tempo e purtroppo tante persone questa cosa non la mettono in conto. Per ogni cane che esce dal rifugio ce n'è sempre un altro in ingresso. Se da un lato cani e gatti sono diventati sempre più parte integrante della famiglia, dall'altro non diminuisce la percentuale di abbandono. Sono infatti circa l'80% degli ospiti provenienti da abbandoni di proprietà nel canile di Rubano. Abbiamo anche un alto numero purtroppo di richieste di abbandono di cani di terrier di tipo bull, quindi incroci pitbull, incroci amstaff, che sono cani che poi ovviamente esigono un grande lavoro da parte degli operatori che sono qui in rifugio e anche delle adozioni molto più consapevoli rispetto a quelle che hanno avuto prima di arrivare in rifugio da noi, e quindi sono dei cani per cui magari ci vuole un po' di tempo per trovare delle famiglie che poi se li portano veramente a casa. Non solo cani a Rubano, c'è spazio anche per un piccolo rifugio per gatti. Abbiamo un piccolo ricovero qui in rifugio dove ne accogliamo più o meno una trentina e ne abbiamo circa 50 poi in stallo dalle persone che ci aiutano. I gatti purtroppo sono molto meno tutelati dei cani, anche perché non esiste il microchip ancora obbligatorio in Veneto e anche per loro, come tutte le associazioni locali, c'è un'emergenza altissima. Una realtà privata che vive e sopravvive attraverso donazioni, lavoro di eventi e il 5 per 1000. Se tutto questo si dovesse fermare, tutti questi animali finirebbero in mezzo a una strada. Per questo Nicole lancia un appello. Venerdì abbiamo anche un aperitivo solidale in rifugio a partire dalle 6, quindi è una raccolta fondi dove si possono vedere anche tutti i nostri ospiti e una volta che venite sicuramente troverete un modo per darci una mano. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Il meteo subito dopo la sigla. Arrivederci e buon proseguimento su Antenna 3.